Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Devo farlo alla fine. E dal Bode. E da grande Bode. Oggi è la tua Inter, la tua grande squadra che consideri fortissima quest'anno. Sì. E gioco con la maglia rossa, che quest'anno la maglia rossa è boffica. Cazzo. Va bene. Ragazzi. Così ricordo anche un po' la maglietta della Fiorentina all'epoca. Che bella casera. Devo vincere per il magro, Cioè, devo vincere per il magro. Per il nostro mister Magro, ragazzi. Sì, il magherotto. Scusami, ma devo fare il culo alla Fiorentina, anche se quest'anno mi piace tantissimo come squadra. È veramente il mio cuore nero-azzurro. C'è sto Roncaglia poi, ragazzi, che me lo godo, Roncaglia, Sì, no, quest'anno la Fiorentina è veramente tanto di cappello, ragazzi. Io metto Jovetic su Lucone e Toni, Sì. Per me Toni è un Kumenda un po' più grande. Grande Toni, ragazzi. Ci sei, vecchio? Che personaggio che Toni. Sì, mi stavo guardando questo schifo di rosa che ha quest'anno l'Inter, ma vabbè. Ok, dai, raga, andiamo in partita. Ragazzi. Raga, ci siamo Storico. con il pallone storico del 15-18. Si gode. Abbiamo il pallone. No, non c'è per te, Luca Toni. Ragazzi, già voleva segnare. attenzione, interviene il Tardini. Gol del Parma. Attenzione, Pasquale che tira anche se non è Pasqua, porca puttana. The Wall c'è, ragazzi, The Wall c'è. E Giuca. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Non cala. E col nostro cuore solido motore siamo fatti così. Che voce, ragazzi. Vabbè, ragazzi, andiamo. No, ragazzi. Sì, perché lui adesso mi vuole fare il maestro di beh. canto, no? Adesso devo fare una canzone per... Non vuole fare. Cerchiamo di capire, adesso faccio una canzone. E non vorrei che tu a mezzanotte e 3 stai già pensando a un altro uomo. E se il mio pacco è di qua, poi va di là. Vabbè, ragazzi, devo concentrarmi, se no faccio la cagare. Milito, Canta pure, vecchio. Milito, l'uomo della sterzata magica, attenzione, fuori gioco! Ladri! No, siete tutti dei ladri. Ladri. Capra, pagato. Era gol. Beh. Pasquale. No, Comunque era gli come iscritti mi hanno chiesto tutti i video col Bode, quindi Bode, se vuoi, io sono disponibile a farli tutti insieme, però devi impegnarti a essere più presente. Devo essere più presente, devo fermare l'appello, capito? Oh, vabbè. Palacio, terrazza per balcone, attenzione. No! Palacio mi ha fatto praticamente, è caduto, come è brutto da dire, ma come una torre gemella, ragazzi. No, per chi ha capito la battuta questa era segnata. Perché scusa, Palacio finestra? No, è giusto, sì, Palacio finestra, cioè, noi siamo una spanna avanti a tutti, vecchio. vai Pizzarro. Le nostre battute, Jovetic, yo. No. E c'è il gol di Luca Toni. No, usi trucchi. Lo so. Non posso perdere con l'Inter. Non esiste. Attenzione, interviene lo Juventus Stadium. Autogol di Zeman. Nagatomo, come dice Caressa, Nagatomo. Attenzione. Nagatomo, Milito. Ciro, pilotino. Wesley Sneijder con la sua bella mole Iolante in tribuna a masturbarsi. Attenzione. Silvestre. No, ragazzi, io ho notato una cosa. Manca solo di Natale, perché c'è Silvestre, che dai, è San Silvestro, e Pasquale. Mancava solo di Natale, facevamo tutto. No. Certo che quando giochiamo a calcio te ne vengono i battutone, però, vecchio. Sì, veramente, battutone. Pasquale. Sì, tu devi tenere a Zeri che fa del personaggio calcistico. Noi facciamo Zelig. Oh, ragazzi, oggi sono un po' gasato perché ho capito che la mia squadra... Dobbiamo spiegare una cosa, ragazzi, noi abbiamo una squadra. E venerdì prossimo inizia il campionato, sono 36 squadre divise in 4 gironi da 9 e siamo pronti a conquistare il mondo.
Adesso io voglio fare anche un video, voglio un attimo far vedere le magliette, noi che siamo Però bellissimi. non ha detto, no, però non ha detto la squadra di cos'è, è di cricket polacco. Di cricket bello. Quindi ragazzi tifate per il Kumenda e per il Bode, che siamo Bode è il capitano della squadra, attenzione, Bode è il capitano della squadra, adesso vi spiego anche il perché dovevamo dare il contentino, poveretto, un ragazzo un po' con dei problemi. Sì. Esatto. Sono come i bambini indietro, poverino. Ecco, e quindi è il capitano ed è, questo devo dirlo, il più forte giocatore a livello di tiri, come tiri è il più forte della squadra, è proprio, per far capire alla gente, lui ha il classico tiro di Seedorf, che da fermo tira perfettamente, cioè è proprio Seedorf, ed è gol, e silenzio. Ma è morto in campo. Sì, ma lasciami finire, che qua i nostri amici devono capire. Devono capire, ok. Allora, praticamente, aspetta, pubblicità, Campari Soda, dopo la pubblicità spiego. Vai secondo tempo, raga, devo tornare con la storiella. Allora, praticamente il Bode, Seedorf come tiri, ed è il capitano della squadra. Io invece sono il bomber, il Van Nistelrooy veneziano e vice capitano. e vice capitano. Perché sono un po' pazzo, diciamo che ho la classe di Van Nistelrooy, un po' di più chiaramente, e però il carattere di Edmundo, quindi non sono proprio consigliato. Di Edmundo, te lo ricordi Edmundo? O Animale? Ah sì, Edmundo, ragazzi. Però ecco, però visto che c'è qualche... Sì, però bello. aspetta, c'è qualche iscritto però che è un po' più piccolino e quindi magari non conosce Edmundo. Ecco, diciamo che di adesso, fammi pensare, uno stronzo di adesso è cattivo. Non me ne vengono in mente di adesso. No, adesso è un po' meno. Montero di qualche anno fa. Sì, Montero. Sì, beh, conosceranno Montero, dai. Perché stiamo parlando di 20 anni fa. Sì, siamo che vecchi, che siamo. Attenzione! ragazzi, però sto giocando a livello dilettante qua, Sto giocando a livello dilettante. Sì, ecco, ieri ho consigliato la Juventus, oggi io non consiglio la Juventus, probabilmente fa peccato. Fa proprio peccato. Vabbè, ma ragazzi, io devo spiegare una cosa ai ragazzi, che io contro il computer gioco svogliato così, ma contro online ho dei bei record io comunque, Tipo con FIFA 08 ho fatto 500 vittorie e 70 sconfitte, quindi insomma è proprio un record di merda. Cioè, non vorrei far vedere questa guarda mia partita massima perché gioco molto meglio così e Marco può assicurarlo. Sì, assolutamente, vabbè, ma l'Inter. E l'Inter è veramente perché vabbè, io ho la Fiorentina che sulla carta dovrebbe essere più scarsa. Sì, vabbè, ma no, anche no. Comunque sta previsione è ingiocabile l'Inter. Sta previsione la vedo diciamo che le previsioni in multiplayer sono, divertitevi e basta, ragazzi, questo è il mio consiglio. Sono previsioni delle non previsioni, che però sono previsioni previste dalle previsioni. Sì, ma pare che l'Inter ha perso 2-0 in casa col Siena, sì, ho capito, vecchio. Però non voglio cercare di farti fare bella figura, Elia, non voglio commentare. No, dico l'Inter. Ricordamelo che l'Inter ha perso 2-0 contro il Siena. Sì, e il Siena quindi praticamente è molto vicino alla Fiorentina come a livello geografico, quindi è probabile. Ma no! No! Quindi è probabile che l'Inter perda anche con la Fiorentina, insomma. Comunque mi sono cavato un gol, ragazzi, che in confronto. Silvestre ha fatto la cosa più bella della sua vita per sì, Gatto Silvestre ha dominato. Non può sostenere l'impegno. Milito. E le mie sterzate, ragazzi, anch'io a calcio faccio le sterzate di Milito, Ve lo dico. Io quelli di Colin McRae come sterzate. Che deficienti che siamo. Cioè io scusa se faccio così, Elia, ma me le dai troppo facili, cioè sfottiamo il body. Inter, merda, Inter. No, ma concordo, quest'anno concordo anch'io, ragazzi, è bella sulla maglietta quest'anno. Pensate, la maglietta più figa sei un anno di merda. Sì, aspetta, sei anche una maglia che non rispecchia molti i colori sociali dell'Inter. Vabbè, vogliamo parlare della maglia che usa la Juve? Per cortesia. Quella di Hello Kitty, bellissima. Sì, la maglia di Hello Kitty. Per cortesia, dai. Beh, anche loro hanno avuto la maglietta rossa, almeno noi abbiamo i colori nerazzurri sulle braccia, loro avevano il colore d'Italia al centro. È vero. Cioè, vabbè, ma la Juventus. Occhio che ho tanti iscritti juventini, cerchiamo di mantenere un profilo corretto, dai. Vabbè, tra sportivi ci si capisce. No, ma infatti, vaffanculo l'Inter e spero di fargli il quarto. Ma comunque veramente vi consiglio di non prendervela perché ecco, è morto Tony, ragazzi. È morto Tony.
Però Lucone me lo godo. per terra. Che fisico che ha Toni, Sì, è ragazzi. fortunato comunque. Vabbè. Fernandez e c'è il gol. Mamma mia, Ragazzi, crollo nerazzurro. Mamma mia, ragazzi, è veramente Amala. quest'Inter. Perdente Inter, amala. È una sconfitta infinita che dura una vita. Pazza Inter, Ho cambiato l'idea di odiala. segnarti, vecchio. Ho cambiato l'idea di segnarti. Ma cosa fai? Che bastardo che sei, Metti dopo giù, uno stronzo Fotaglia, però è lì, Dopo una merda, solo perché Cosa? perdi mi sfotti così, cazzo. Finisce qua ragazzi, mi dispiace, è stata una partita non proprio emozionante dal punto di vista prettamente prestazionale, però almeno abbiamo sentito il piccolo Bode parlare e il grande Comenda rompere i coglioni. Ma domando, l'Inter è messo in campo sta partita? O è quello dello spogliatoio? È come dicevano, ti ricordi una volta su PES, ma la difesa dov'era? Eh sì, la difesa dov'era? Vabbè ragazzi, adesso... O come Caressa che diceva il portiere oggi parla di tutto, eri su tipo 8-0 per te. Sì. Tipo, ho segnato 8 gol. Io saluto tutti, salutando anche la Caressa. Michelina che da un po' che non lo saluto. Un baciotto alla Michelina e un bacio anche a Elia che quando è nudo è ancora più bello. Ciao Michelina, ciao Michelina, ciao. Lascio come sempre a te il saluto finale. Ciao a tutti.